Buongiorno, ben ritrovati alla nostra prima edizione in questo venerdì 1 dicembre 2023. È una giornata forse della verità per quanto riguarda il terribile omicidio di Giulia Cecchettin. In queste ore in contemporanea a Padova e a Montorio Veronese, da una parte è iniziata l'autopsia sul corpo della povera Giulia e dall'altra parte l'interrogatorio in carcere a Verona del suo assassino Filippo Turetta con il pubblico ministero. C'è la sensazione che stavolta Turetta, rispetto alle poche scarne dichiarazioni spontanee rese davanti al GIP qualche giorno fa, possa davvero parlare e squarciare il muro, anche il velo di ancora tanti dubbi e di misteri su quella settimana, su quelle ore che ancora ci sono in questa terribile vicenda. Dall'altra parte invece la ricerca analitica e scientifica per capire innanzitutto a che ora è morta la povera Giulia, se è morta già a Fossò durante l'aggressione oppure quanto è sopravvissuta, quante sono le purtroppo tante coltellate inferte dal giovane. Insomma, una giornata importante sul fronte dell'inchiesta, sulla seconda parte di questa vicenda, mentre la prima si sta per concludere, la vicenda umana si sta per concludere e si concluderà martedì con l'addio nella chiesa di Santa Giustina a Padova, con migliaia di persone presenti in quello che sarà il lutto regionale per il Veneto e per la scomparsa di Giulia. Fra poco ci collegheremo con la nostra Chiara Gaiani per fare il punto della situazione su questo. Prima però vi ricordo tante altre notizie di cronaca, di lavoro, di ambiente. Oggi è venerdì e torna a trovarci Andrea Ferrazzi. Torneremo a parlare di montagna, di cambiamento climatico che incide sulla economia alpina e anche sulle guide alpine, sull'attività delle guide alpine. Avremo con noi Ezio Marlier, presidente dell'Unione Guide Alpine Valdostane, una montagna che è preda dei cambiamenti climatici, con i ghiacciai che si sciolgono. Insomma, come muta davvero la montagna con i cambiamenti climatici. Questo alle 13 con Andrea Ferrazzi. Dicevamo cronaca, politica, sanità, perché torneremo a parlare di Covid e ovviamente anche la cronaca di queste ore. La cronaca di queste ore ci riporta alla piaga delle tragedie sulla strada in Veneto. L'ultima in ordine di tempo è avvenuta poche ore fa a Tezze sul Brenta. Ancora sangue sulle strade. A perdere la vita questa mattina attorno alle 7 un 36enne residente nel Bassanese, di cui non si conoscono ancora le generalità. L'uomo si trovava in sella al suo scooter e stava percorrendo il ponte che collega Friola a Tezze sul Brenta, diretto verso est, quando, per cause ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti per i rilievi, si è scontrato contro una BMW al cui volante si trovava un uomo che vive nel Padovano, che proveniva dall'opposto senso di marcia. Un impatto tremendo. Il 36enne è stato sbalzato dal motociclo andando a sbattere violentemente il capo a terra, probabilmente sul cordolo del marciapiede che fiancheggia la carreggiata. Nonostante i numerosi tentativi dei sanitari del SUEM 118, per lui non c'è stato nulla da fare. Il ponte è rimasto chiuso per diverse ore per permettere le operazioni di sgombero e messe in sicurezza. Un altro incidente mortale a Sandrigo con la denuncia di un camionista. I carabinieri della stazione di Sandrigo e del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Tiene hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza un cittadino italiano autista di mezzi pesanti alle dipendenze di un'azienda di trasporti. L'uomo è stato indagato in stato di libertà in ordine al sinistro stradale mortale che si è verificato martedì mattina in via Chizzalunga a Sandrigo, che ha visto il coinvolgimento di un ciclista.
il 41enne Abu Evans, cittadino nigeriano che successivamente è deceduto all'ospedale di Vicenza. Gli accertamenti eseguiti dai militari dell'Arma, anche mediante l'acquisizione di immagini di videosorveglianza pubblica e privata, hanno consentito di individuare dapprima la targa e successivamente il conducente dell'autotreno che avrebbe cagionato la caduta della bicicletta della vittima, evidenziando dunque elementi probatori a carico dell'indagato che è stato denunciato per i reati di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Saranno ora le indagini coordinate dalla Procura a stabilire dinamiche e responsabilità. Ancora la cronaca con una indagine che riguarda l'Ater di Padova. Una sottrazione lenta e metodica, quella che in 6 anni ha permesso a un quarantenne di Monselice, il colpevole della truffa, e a 19 persone che in vario modo lo hanno aiutato, di sottrarre alle casse dell'Ater di Padova poco più di 480.000 euro. Il responsabile, vistosi scoperto, non ce l'ha fatta e si è tolto la vita lo scorso novembre. Per le altre 19 persone potrebbe a breve profilarsi un rinvio a giudizio con l'accusa di riciclaggio. Il meccanismo di sottrazione dei soldi, versati come rimborsi risultati poi fasulli nei conti correnti dei presunti complici, è venuto alla luce a causa di un errore del quarantenne. Da qui un primo controllo interno dell'ente e la successiva querela del presidente Tiberio Businaro, che ha fatto scattare le indagini della Guardia di Finanza. Tra poco ci collegheremo con Chiara Gaiani con le ultime novità, come dicevamo, su Giulia Cecchettin. Intanto nel veneziano c'è l'angoscia che resta aperta per la scomparsa di un 43enne da Martellago, Luca Livieri. Ieri l'ennesimo appello della moglie. Chiedo solo che torni a casa. Che torni al più presto, che tutto si risolva per il meglio. E tenete gli occhi aperti. Qualsiasi angolo, qualsiasi stradina, qualsiasi cosa, tenete gli occhi aperti. L'appello disperato di Elisa al telefono tra le lacrime è perché il marito 43enne Luca Livieri torni a casa e chiunque dovesse vederlo lo segnali. Sono giorni di angoscia da lunedì pomeriggio, quando non si hanno più avuto notizie di Luca. La mattina è uscito a piedi dalla loro abitazione in via Berna a Martellago. Alle 10 ha incontrato un collega di lavoro della Pometon agli impianti sportivi di Maerne, ma alle 14, quando doveva iniziare il suo turno, non si è presentato. Sono giunte segnalazioni di avvistamenti a Mestre e Mogliano e martedì a Chioggia, ma le verifiche su quest'ultima non hanno dato riscontro. Ore di apprensione per Martellago, stiamo seguendo la vicenda perché Luca oltretutto è un mio coetaneo, lo conosco molto bene perché la figlia frequenta la scuola di mia figlia e quindi ho avuto il modo di conoscerlo anche a fondo. Una persona sempre solare, una persona sempre disponibile, sempre con la battuta, quindi veramente questo allontanamento mi fa strano. Quando è uscito, Livieri, alto 1,90 m, indossava una tuta nera, un piumino blu elettrico con interno arancione, cappuccio mimetico e scarpe da ginnastica. La moglie martedì avrebbe scoperto che negli ultimi 2 mesi ha prelevato dal conto 7.000 euro. Questo farebbe pensare a un allontanamento volontario, forse preso dalla disperazione o per sfuggire a qualcuno. Ma la paura della moglie è che possa aver commesso anche un gesto estremo. Alla figlia, la sera prima di sparire, avrebbe detto: sono stanco, non ce la faccio più. Proprio alla figlia per cui stravede, come racconta il sindaco. Sono parole molto forti quello che Luca ha detto alla figlia e che fanno pensare sicuramente. Io ho avuto l'occasione appunto di incontrare Luca addirittura a Bologna a un concerto per bambini, l'ho incontrato a Padova, ci siamo visti alle varie partite, lui è un grande milanista con la figlia, ci prendevamo in giro perché io sono juventino, lui è milanista. Veramente c'era un rapporto normalissimo. Questo fa pensare perché si sia allontanato da casa e soprattutto perché abbia detto quella frase a sua figlia. Le aveva anche comprato un dalmata che sembra aspettare il suo ritorno al cancello di casa. Sul caso stanno indagando i carabinieri dopo che la moglie lunedì pomeriggio si è presentata in caserma spiegando che il 43enne non rispondeva al cellulare, sempre spento, e non fosse andato al lavoro. Ancora la cronaca di nuovo a Vicenza con l'arresto di un rapinatore che aveva colpito alle poste il 5 ottobre scorso. I carabinieri di Vicenza hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 50enne pluripregiudicato già recluso in carcere. L'uomo è indagato per aver tentato la rapina ai danni dell'ufficio postale di via Cattaneo il 5 ottobre scorso.
Quel giorno, evadendo dagli arresti domiciliari, nella tarda mattinata, travisato da mascherina chirurgica e occhiali da sole scuri e con il capo coperto da un cappello, aveva fatto irruzione alle poste urlando "questa è una rapina", per poi minacciare utenti e dipendenti tenendo una mano sotto la pettorina rifrangente che indossava, facendo intuire di essere armato. Attivato l'allarme da parte dei dipendenti dell'ufficio postale, l'uomo era scappato in auto senza riuscire a portare via alcuna somma di denaro, per essere poi rintracciato poco dopo dai carabinieri nei pressi della sua abitazione mentre si stava allontanando. In quella circostanza erano stati trovati anche gli indumenti e gli accessori indossati per commettere il fatto. Il cinquantenne rimarrà quindi in carcere a Vicenza, dove già si trovava a causa dell'evasione dai domiciliari commessa il giorno in cui aveva tentato la rapina. E poi dalle rapine ai furti, e c'è una zona particolarmente colpita, il Basso Vicentino. I ladri sono entrati anche nella casa di un sindaco. Sentiamo. Attenti ai ladri, raffica di furti nel Basso Vicentino. L'ultima vittima è il sindaco di Valliona, Maurizio Fipponi. Anch'io sono stato vittima di questa ennesima ondata di furti periodica, un po' come l'influenza, che si presenta ogni tanto qui non solo in Valliona ma in tutto il nostro territorio. A commettere le scorrerie sarebbero delle bande che s'aggirano tra i quartieri residenziali nei paesi dell'area iberica. Come tutti quelli che hanno vissuto questa esperienza sanno che non è il valore di ciò che viene sottratto, che è molto poco o quasi nulla, ma ciò che fa la differenza è il fatto che ci si trova violati nella propria casa e quindi nel proprio mondo. Violati, sì. Questa è una casa svaligiata dal bettone. I proprietari l'hanno trovata così, tutto sottosopra, i mobili svuotati per terra. Purtroppo in questi giorni c'è stata un'escalation, diciamo, di furti o quantomeno di segnalazioni di furti. E dopo il sindaco di Noventa Vicentina è stata la volta del sindaco di Valliona e purtroppo in questa notte è successo anche ad una famiglia di Albettone, dove ci ha colpiti, diciamo, la modalità con cui è avvenuta, nel senso che hanno veramente messo sottosopra un'intera abitazione. E quindi il nostro appello è quello di non abbassare la guardia e cerchiamo anche di aiutare le forze dell'ordine. Aiutare le forze dell'ordine, innanzitutto denunciando, e proprio grazie alla prontezza con cui ha avvertito i carabinieri, il sindaco di Noventa Vicentina, che ha subito un furto in casa pochi giorni fa, ha ritrovato alcuni fucili da caccia che gli erano stati rubati. I ladri cercavano nella cassaforte chissà quali tesori, in realtà erano solamente 3 fucili da caccia che sono stati recuperati e abbandonati lungo una stradina di campagna tra Montagnana e Casale. Questo sta a significare che è importante denunciare. Più di tanto non possiamo fare se non stare molto attenti in queste ore, controllare se vediamo movimenti sospetti, segnalarli al 112. Non possiamo più, ogni volta che si avvicinano le festività natalizie, sopportare queste scorribande nel nostro territorio. Allora a Padova, una città che si prepara martedì a dare l'ultimo addio a Giulia Cecchettin. Martedì 5 dicembre l'addio a Giulia. Per l'ufficialità manca solo il nulla osta della procura alla restituzione della salma ai familiari, una procedura che dovrebbe arrivare in giornata dopo l'autopsia sul corpo della 22enne uccisa da Filippo Turetta l'11 novembre e ritrovata una settimana dopo senza vita nei boschi di Piancavallo vicino al lago di Barcis. La macchina organizzativa però si è già messa in moto, visto che si attendono oltre 10.000 persone per l'ultimo saluto alla giovane. La Basilica di Santa Giustina, dove si celebrerà il funerale pubblico presieduto dal vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla, alle 11 del mattino, può contenere circa 4.000 persone, ma saranno allestiti dei maxi schermi all'esterno per consentire a quanti non riusciranno ad entrare in chiesa e sosterranno in Prato della Valle. E invitiamo tutti davvero a non mancare, a portare il calore e la propria presenza e testimonianza a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, perché lì saranno celebrati i funerali e sarà un modo proprio in un posto adatto e
e accogliente com'è la Basilica di Santa Giustina e l'area del Prato della Valle, per poter dare tutti insieme l'ultimo saluto a Giulia. Saranno possibili anche modifiche al traffico cittadino e si valuta la sospensione del servizio del tram nel tragitto di Prato della Valle durante la cerimonia. Al termine della funzione religiosa, nel pomeriggio, intorno alle 14:30, invece è previsto un momento di preghiera privato nella chiesa di Saonara, parrocchia a cui la famiglia Cecchettin è legata. Dopodiché Giulia potrà riposare nel cimitero del paese accanto a mamma Monica. Nel giorno delle esequie di Giulia, come annunciato dal presidente Luca Zaia, all'indomani del ritrovamento del corpo della ragazza sarà lutto regionale. Allora, Chiara Gaiani con Francesco Ratai, che si trova proprio nelle vicinanze del luogo dove si sta svolgendo l'autopsia sul corpo della ragazza. Chiara. Nicola, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Sì, ci troviamo esattamente davanti all'Istituto di Medicina Legale dell'Azienda Ospedale Università di Padova. L'esame autoptico sul corpo di Giulia è iniziato poco prima delle 10, incaricato dalla Procura di Venezia il professor Guido Viel, presente anche, e questo è fondamentale, un ematologo, Stefano Vanin. Perché fondamentale? Perché da questo esame la Procura di Venezia aspetta una delle informazioni più importanti, ovvero stabilire con esattezza quale sia la data della morte della povera Giulia Cecchettin. Se sia avvenuta intorno alle 23:40, quando le immagini delle telecamere dell'azienda di Fossò hanno registrato i terribili fotogrammi dell'aggressione a Giulia, o se sia avvenuta in seguito. Altro dato fondamentale anche per eventualmente ipotizzare le aggravanti non solo della premeditazione ma anche della crudeltà per quanto riguarda questo gesto. E presenti ovviamente anche i consulenti di parte per i Cecchettin, il triestino Stefano D'Enrico, mentre per Filippo Turetta la dottoressa Monica Cucci. Di sicuro, e questo l'abbiamo avuto da fonti interne all'interno dell'Istituto di Medicina Legale, sul corpo di Giulia sarà eseguita una TAC. Un esame fondamentale questo, come avete sentito nel servizio della collega Valentina Visentin, anche per poter dare con certezza, fissare con certezza la data dell'estremo saluto a Giulia Cecchettin, che la famiglia ieri ha concordato con sindaco di Saonara e con il parroco di Saonara per martedì 5 dicembre alle 11, ma per questo, come si diceva nel servizio, si attende il nulla osta che arriverà dalla Procura di Venezia, quindi la restituzione della salma di Giulia alla famiglia al termine di tutti gli accertamenti necessari per cercare di fissare, di cristallizzare quanto accaduto in nella terribile notte dell'11 novembre scorso. Da qui ci trasferiamo idealmente a Verona, perché alle 11 in carcere è arrivato Andrea Petroni, nel carcere di Montorio, il PM che si sta occupando delle indagini sulla morte di Giulia Cecchettin. Fissato quindi il primo interrogatorio con il PM per Filippo Turetta, che è in carcere a Montorio da sabato scorso. Poco prima del magistrato erano arrivati anche i difensori di Cecchettin, tra cui Giovanni Caruso, che ai colleghi presenti ha detto che non avrebbe poi rilasciato alcuna dichiarazione, ma dal carcere filtrano indiscrezioni. Filippo Turetta sarebbe intenzionato a rilasciare delle dichiarazioni al PM. Sappiamo che nel corso del primo interrogatorio di garanzia ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee ammettendo l'omicidio dell'ex fidanzata. Forse durante queste ore sarà in grado di fornire delle ulteriori informazioni che permetteranno di capire cosa è accaduto in quei terribili istanti, ma anche dopo, quindi tutta una serie di domande che restano purtroppo ancora aperte. Sappiamo tra l'altro,
con questo concluderei, Nicola, se tu non hai altre domande da farmi, che la famiglia Cecchettin si sta muovendo anche per accusare Filippo Turetta di atti persecutori nei confronti di Giulia. Sono state sentite tra l'altro dal magistrato anche alcune amiche con cui Giulia Cecchettin si sarebbe proprio avrebbe a cuore aperto raccontato le terribili sofferenze che stava vivendo nei giorni e nei mesi che hanno preceduto la sua morte. Grazie a Chiara Gaiani, quindi l'aggiornamento nelle prossime ore. Chiaramente se ci saranno novità nel corso della nostra prima edizione chiedici pure la linea. Nel frattempo fa discutere la decisione del passaggio dal carcere ai domiciliari con il braccialetto elettronico in un comune del Veneto scusate, di uno dei 2 maggiorenni indagati per gli abusi sessuali commessi a Caivano. Lo ricorderete, lo stupro di 2 cuginetti di 10 e 12 anni, tanto scalpore fece che nacque un decreto del governo proprio sulla criminalità giovanile. Il ragazzo, che ha 19 anni ed è coinvolto nella vicenda con un giovane di 18 anni e con 7 minori, c'è anche un titolo su questo. A disporre i domiciliari è stato il giudice per indagini preliminari del Tribunale di Napoli, che ha accolto, nonostante il parere contrario della Procura, l'istanza di sostituzione della misura cautelare avanzata dalla difesa del 19enne. Quindi la difesa ha chiesto che venisse posto ai domiciliari lontano da Napoli. È stata accolta questa decisione. Per il GIP gli abusi ripetuti ai danni delle 2 bimbe si sono innestati in un contesto territoriale di profonda incuria e abbandono e sono stati agevolati dal senso di appartenenza al gruppo criminale dei suoi membri. Per questo motivo l'allontanamento del 19enne appare elemento piuttosto rassicurante, dice il GIP, in ordine alla rescissione dei legami con il contesto. Per la Procura invece di Napoli il 19enne sarebbe dovuto restare in carcere per via di una personalità altamente violenta e trasgressiva e per un suo ruolo da protagonista nella vicenda delittuosa. Sta di fatto che è stata accolta questa decisione, per cui c'è questo passaggio dal carcere ai domiciliari in un comune del Veneto con braccialetto elettronico per questo 19enne che la Procura, ribadiamo, definisce una personalità altamente violenta e trasgressiva. Una decisione che fa discutere. Come fa discutere sempre la questione, l'elemento degrado a Mestre. Allora vedo Filippo Fois in collegamento insieme a Sandro Ponchio, perché è passato un anno dalla nascita del comitato, del gruppo di comitati denominati Riprendiamoci la città. A febbraio scorso una enorme manifestazione in corteo a Venezia con migliaia di persone. Un anno dopo cosa è cambiato? Filippo? Sì, eccoci, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Prendiamo la linea da Via Piave, siamo a Mestre, ci troviamo proprio di fronte alla sede del gruppo di lavoro di Via Piave. C'è con noi Nicola Iannuale, che ringraziamo per la sua disponibilità. È passato un anno dalla formazione del comitato Riprendiamoci la città, sono passati 10 mesi dalla grande manifestazione che si è svolta proprio qui in Via Piave. Com'è oggi la situazione? Allora, la situazione ci ha spinti a organizzare un'assemblea cittadina, perché si parte sempre dai cittadini per ascoltare i loro problemi e anche le loro proposte, e quindi sui 3 temi fondanti che sono la sicurezza, i servizi di territorio e la rigenerazione urbana, 3 temi fondanti per migliorare la qualità della nostra vita, vogliamo fare il punto con i cittadini. Abbiamo visto che ci sono state delle reazioni nella direzione anche richiesta da questo movimento di organizzazioni, di associazioni e di singoli cittadini di Mestre, Marghera e Centro Storico di Venezia, nella direzione di potenziare i servizi, potenziare il controllo, anche se la situazione, come registrate voi dei media dagli ultimi fatti, non è così tranquilla come si sperava, però si va nella direzione di lavorare tutti per migliorare questa città. Ecco, questa assemblea si svolgerà mercoledì 6 dicembre al Cinema Teatro Colbe in via Aleardi, naturalmente a Mestre, alle ore 18. Lei già diceva che però l'aria che tira è quella che insomma qualcosa si è fatto, ma la strada è ancora lunga. Certo, bisogna sempre partire
e poi dopo risolvere completamente tutti i problemi in un batterbaleno non è facile, perché sono problemi complessi, ed è stato sempre la riconoscenza della complessità dei problemi che spinge una partecipazione da parte di tutti e di tutti i soggetti istituzionali e anche dei cittadini stessi nel andare nella direzione di poter migliorare. Poi non si risolverà mai tutto, perché certi temi sono della storia dell'umanità. Senta, il prefetto, che peraltro è prefetto uscente dopo neanche un anno, Michele Di Bari, è venuto molto spesso qui in via Piave e purtroppo adesso sarà sostituito. Col comune invece com'è la comunicazione? Beh, con il comune non abbiamo una comunicazione, ma anche se abbiamo registrato potenzialmente i servizi sociali di territorio, che questo è una cosa buona nella direzione che sia stata richiesta un anno fa come asse importante per affrontare la qualità della vita di questo territorio, ma che ormai non stiamo parlando, si usa sempre via Piave, ma ormai interessa gran parte della città. Per questo motivo facciamo l'assemblea in una zona tra via Leardi e Corso del Popolo, che sta ultimamente venendo sempre più all'attenzione della cronaca per tutta una serie di episodi, di problematiche territoriali e di possibilità di vivere bene. Questo in effetti è una delle cose che abbiamo anche sottolineato nel corso dei nostri notiziari in questi mesi, come si stia allargando, diciamo, questa fascia, chiamiamola di disagio, che si respira a Mestre. Noi la ringraziamo, Nicola. Naturalmente l'appuntamento lo riconfermiamo, è per mercoledì 6 dicembre alle ore 18 al Cinema Teatro Kolbe. Le chiedo un'ultima cosa: si è parlato molto, e Mestre è tornata agli onori della cronaca nazionale anche per questi fili spinati che stanno comparendo davanti a certi cancelli. Come la vede? Allora, la paura è legittima e uno si difende con i mezzi che si trova a disposizione. Che sia questa la soluzione del problema, non credo. Fili spinati e muri hanno solamente ridotto parzialmente i fenomeni, ma poi si deve uscire di casa e là non ci sono più fili spinati e muri, ma si cammina per strada. Ecco, camminare per strada in tranquillità e libertà è una cosa importante per tutti. Non possiamo chiudere, a parte il fatto che prima o poi dobbiamo anche uscire da quel cancello, non possiamo certo chiuderci in casa per questo. Grazie di nuovo e Nicola, io ti restituirei la linea. Grazie a Filippo Fois. Dunque l'appuntamento lo ha ricordato anche il tuo ospite. Grazie a te e a Sandro Ponchio. La cronaca di nuovo a Treviso con un quindicenne kosovaro già denunciato in passato per un furto, che è stato fermato da una volante della polizia in sella a una bici rubata, una bici da 2.500 euro. Appunto il ragazzino appena 15 anni. Stava transitando nei pressi dell'autostazione Mom quando è stato notato da una volante della polizia. Il giovanissimo, 15 anni di origini kosovare, era in sella ad una bicicletta. Il ragazzino è stato fermato per un controllo e la due ruote da donna è risultata avere un valore di 2.500 euro, ma soprattutto era stata rubata da un garage condominiale i primi giorni di novembre. Il minorenne ha prima tentato una giustificazione dicendo che la bicicletta gli era stata prestata, un'affermazione che però non ha trovato alcun riscontro, così il quindicenne è stato denunciato per ricettazione. La bici è stata invece restituita alla proprietaria, che è rimasta sorpresa e felice di averla ritrovata. Fra l'altro il quindicenne era stato fermato sempre per un controllo in piazza Martiri di Belfiore. Faceva parte di un gruppetto di ragazzini che stavano disturbando tanto che i cittadini avevano allertato la polizia. In quell'occasione era stata trovata addosso ad un minorenne una pistola giocattolo. In questo caso parliamo di un ragazzino, seppur giovanissimo, già con diversi problemi, e poi ci sono gli insospettabili. Addirittura parliamo di scuole medie. Continua a far discutere il caso di una professoressa delle medie che nella zona di Morgano è stata minacciata, accerchiata e minacciata per una nota messa in classe. In attesa dei provvedimenti della scuola interviene comunque la Regione. I fatti di Badoere sono gravi, come è grave tutte le volte che accade di insultare, di sentire
le offese, le minacce ai danni dei docenti. Il docente è l'istituzione. Non usa mezzi termini l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzà, commentando il grave fatto che è coinvolto un insegnante della scuola media di Badoere. A scatenare la reazione di un gruppetto di giovanissimi la nota messa ad un alunno. Al termine della lezione la docente è stata accerchiata dai ragazzini cappeggiati proprio dal giovane redarguito. Parole gravi come "non ti devi più permettere, altrimenti te la faremo pagare". Mettiamoci in testa, lo dico anche ai genitori e agli educatori, che noi non possiamo accettare che i ragazzi facciano atti di ribellione, non vi è alcuna ragione. E quello che è accaduto a questi insegnanti, non entro nel merito, non conosco le ragioni, non ve ne sono quando si aggredisce una persona, mai, meno che mai quando questo è un docente. La solidarietà dell'assessore Donazzà e della regione all'insegnante vittima di questa aggressione. Per ora non sono state presentate querele alle forze dell'ordine, ma sia l'amministrazione comunale di Morgano sia la scuola vogliono andare in fondo a questa vicenda. Interroghiamoci ancora una volta sul modello educativo che stiamo offrendo. Peraltro, no alle sospensioni, devono venire a scuola a fare lavori socialmente utili davanti ai loro colleghi studenti, perché chi sbaglia deve pagare. Adesso pochissimi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta alla nostra prima edizione, parliamo adesso di lavoro, intanto con la notizia che domani c'è il primo click day del decreto flussi, già 600.000 le domande, 136.000 lavoratori stranieri che in Italia potranno entrare in Italia, saranno complessivamente 136.000 i lavoratori non comunitari che potranno entrare regolarmente in Italia grazie al decreto flussi 2023. 52.770 ingressi per lavoro subordinato non stagionale, 680 ingressi per lavoro autonomo e 82.550 ingressi per lavoro subordinato stagionale. Ne dà notizia il sito del Viminale in queste ore. Per agevolare le operazioni dal 30 ottobre al 26 novembre è stata data la possibilità di precompilare i moduli di domanda tramite il portale Servizi Ali. Al termine della fase di precompilazione risultano inserite 607.904 istanze. Le domande potranno essere trasmesse in via definitiva esclusivamente con le consuete modalità telematiche a decorrere dalle 9 di domani, quindi dalle 9 di domani mattina il click day per i lavoratori non stagionali, dalle 9 del 4 dicembre per il settore dell'assistenza familiare e sociosanitaria, dalle 9 del 12 dicembre per il lavoro stagionale. Quindi domani il primo click day che riguarda i lavoratori non stagionali. E intanto nella Marca una realtà che conoscevamo e conosciamo come consolidata fa i conti invece con uno spettro che viene confermato di esuberi a livello europeo, ma che a cascata potrebbe riguardare anche Susegana. Parliamo di Electrolux. Oltre al taglio di 3.000 dipendenti, di cui una parte sarà sicuramente in Italia, di diretti e indiretti, vuol dire impiegati prevalentemente e operai per come l'hanno spesa, oltre a questo chiedono anche maggiori flessibilità e interventi sugli orari di lavoro. Era stato annunciato come un incontro con un ordine del giorno da far tremare i polsi e gli esiti si sono rivelati tali. La direzione di gruppo Electrolux ha incontrato le segreterie nazionali di FIM, FIOM e WILM e una delegazione di rappresentanti dei lavoratori di tutti gli stabilimenti d'Italia. Sul tavolo le decisioni dell'azienda a seguito dell'andamento delle vendite e delle produzioni in calo rispetto alle previsioni. L'azienda non ha dato i numeri né per l'Italia e quindi tantomeno neanche per i singoli stabilimenti, ma ha annunciato che il taglio di costi che vorrebbe raggiungere nell'arco, non si è capito se di 2 o 3 anni, sarebbe di 800 milioni di euro. Per il 2024 è previsto un calo sulla produzione di frigoriferi, 608.000 a fronte dei 750.000 annunciati, un dato deludente che preoccupa i sindacati che chiedono certezze all'azienda. Dalle questioni di Solaro sui nuovi investimenti e le nuove linee al mancato inserimento dei cadenziatori all'Electrolux di Susegana, le lamentele di Forlì sulle malattie professionali, ma sono temi in verità che trasversalmente toccano tutti gli stabilimenti. E per avere certezza delle misure per i singoli stabilimenti, compreso quello di Susegana, si dovrà quindi aspettare il 18 gennaio 2024, quando sarà previsto il prossimo incontro.
E invece a Luxottica c'è questa cosa sperimentale, questa sperimentazione che nasce con il nuovo contratto e che fa parlare per 20 settimane l'anno. I dipendenti degli stabilimenti Luxottica infatti lavoreranno 4 giorni, restando liberi da venerdì a domenica, mentre per tutte le altre settimane si manterranno i 5 giorni lavorativi. L'accordo sperimentale sottoscritto da CGIL, CISL e UIL e le RSU nell'ambito del nuovo contratto integrativo aziendale coinvolge tutti i lavoratori degli stabilimenti di Agordo, Sedico, Cenceniga, Gordino, Pederobba, Lauriano in provincia di Torino e Rovereto in provincia di Trento per circa 20.000 dipendenti. Questo a parità di salario. Una sperimentazione che sarà avviata su base volontaria in alcuni reparti e costantemente monitorata. Organico carente invece in un settore che non è un settore economico ma è un settore fondamentale, quello dei vigili del fuoco. Lo denuncia la CISL di Venezia. Abbiamo un meno 65 unità come personale qualificato, capisquadra, capireparto e un meno 40-45 unità come vigili del fuoco. Dalle mancate indennità alla scarsa manutenzione delle strutture, dalla carenza di personale a quella dei mezzi, la Federazione Nazionale per la Sicurezza della CISL di Venezia mette nero su bianco i diversi problemi nelle caserme dei vigili del fuoco della provincia, a partire dal numero del personale impiegato diminuito sempre di più. Il soccorso tecnico urgente non è garantito. Chiediamo certamente a Roma, al Dipartimento, di aiutarci in questa situazione di grave difficoltà, sia come personale sia come mezzi. Nella provincia veneziana gli interventi sia terrestri che in acqua sono complessi, con edifici storici e difficoltà di spostamento in un territorio vasto. Non mancano i problemi negli edifici delle sedi, con lavori di manutenzione da eseguire. Abbiamo sedi datate, oramai le sedi hanno 40-45 anni, sono pochissime le sedi che hanno recenti. Possiamo e dobbiamo fare di più per la cittadinanza di Venezia e per la cittadinanza di Mestre, di Marghera e di tutto il territorio veneziano della città metropolitana di Venezia. E poi c'è invece il taglio, o meglio il dimensionamento delle autonomie, si dice tecnicamente così, le dirigenti e i presidi delle scuole del Veneto, e quanto ha deciso la Regione per maggiore efficientamento, dice la Regione, mentre per il Partito Democratico un errore che può andare a incidere sulla didattica e i servizi. La riduzione di 32 autonomie nel Veneto non è poco. Questo significa diminuire in prospettiva il numero di docenti, il numero di dirigenti, quindi l'organizzazione scolastica e quindi la rete scolastica e quindi diminuire l'offerta formativa. Il segretario regionale del PD Andrea Martella bolla come un errore il nuovo dimensionamento della rete scolastica deliberato dalla Giunta di Palazzo Balbi per il 2024-2025. 560 le cosiddette autonomie, in sostanza presidi e dirigenti, a fronte delle 592 figure attuali, e negli anni successivi la riduzione proseguirà. Per l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan non una penalizzazione ma un efficientamento dell'offerta formativa, grazie a un lavoro partito da lontano di aggregazioni da una parte e tutela delle realtà più isolate dall'altra. Il dimensionamento quest'anno è rigoroso, è più rigoroso perché deriva da un obbligo del PNRR. Però che cosa ha ottenuto il Veneto? Di avere in parte la capacità di essere autonomo, cioè di decidere dove e come. Non per numero di studenti, minimo o massimo, ma con una questione legata a un equilibrio territoriale. Garanzie che non bastano al Partito Democratico, con il segretario Martella convinto che il rischio concreto sia quello di diminuire l'offerta formativa lì dove ce n'è più bisogno. Diminuirla soprattutto nei luoghi, nelle aree di montagna, laddove c'è il rischio di far venire meno un servizio fondamentale come quello scolastico. Per cui anche chiamare in causa il PNRR per dire questa riforma è stata fatta perché il PNRR è abbastanza debole come ragionamento. Il PNRR dice che va aumentata l'offerta scolastica, non diminuita, e questo è un percorso di risparmio che questo governo sta facendo e che io penso finirà ad avere un effetto negativo sul Veneto. Per Donazzani invece una scelta precisa e di autonomia.
Che abbiamo detto al governo e al ministero: non fateci chiudere le scuole restano aperte, anche se in un territorio ci dovesse essere la richiesta di una pluriclasse di soli 5 bambini, noi siamo per difenderla, e allora dobbiamo razionalizzare nei presidi, nei dirigenti scolastici. È stato un dimensionamento che è equilibrato, perché noi i compiti li avevamo fatti ancora nel 2010-2011. E adesso parliamo di sanità, parliamo del Covid. Nella Marca, in particolare trevigiana, 168 i ricoverati negli ospedali, tanto che l'ULSS si prepara a riorganizzare i nosocomi. Alcuni reparti, come l'area medica, sono già in sofferenza. C'è l'appello del direttore generale Benazzi alla vaccinazione anti-Covid, che da ieri la Regione Veneto, dopo anziani e fragili, ha aperto a tutti. Siamo a 168 ricoveri Covid, di cui oltre 70 a Treviso. Abbiamo 3 persone in terapia intensiva e abbiamo 8 persone in semi-intensiva. Quindi diciamo che sta un po' aumentando, e questo porta ovviamente a dover cominciare a ragionare come riorganizzare l'ospedale se questa situazione va avanti. Il Covid rialza la testa e, quel che è più preoccupante, i contagiati tornano a riempire gli ospedali. Nella Marca l'ULSS 2 è già pronta ad una riorganizzazione dei reparti, soprattutto quelli come l'area medica, che stanno andando in sofferenza. Noi ci auguriamo che la gente si vaccini per il Covid, perché questo ci aiuta a evitare di avere l'area medica, purtroppo, che ha dei problemi legati ovviamente al fatto di isolare i pazienti. Non c'è ancora allarme, ma, continua il direttore generale, il problema c'è e va affrontato. Va affrontato vaccinando, perché è l'unica strada. Mi dispiace per i Novax, ma questa è l'unica strada per poter dare delle risposte ed evitare che le persone arrivino con situazioni ovviamente difficili dal punto di vista respiratorio all'interno delle aree mediche. L'appello è rivolto soprattutto agli anziani e alle persone fragili, ma da oggi la Regione Veneto ha aperto alla popolazione generale il vaccino anti-Covid, che può essere somministrato anche assieme all'anti-influenzale. Noi apriremo qua a giorni ulteriori vaccinazioni, dando proprio numeri importanti. Adesso speriamo che la gente arrivi. E soprattutto per proteggere i fragili ricompare anche il consiglio ad utilizzare le mascherine, oltre che nelle strutture sanitarie, anche nelle situazioni di maggior affollamento al chiuso. La mascherina all'interno dei presidi ospedalieri, delle RSA, di luoghi chiusi, è chiaro che ci deve essere. E se qualcuno va al cinema, se ritiene di proteggersi, forse è il caso che utilizzi la mascherina. Positivo al Covid in questi giorni anche Andrea Crisanti, il padre dello studio su Vo all'inizio della pandemia, che attacca anche il ministro della Salute, dice ha scoraggiato le vaccinazioni. Alla fine anche io sono risultato positivo al Covid. Grazie a tutte le vaccinazioni fatte la sintomatologia è lieve. A scrivere queste parole è Andrea Crisanti, il microbiologo, ex direttore della microbiologia di Padova e all'inizio della pandemia uomo simbolo della lotta al Covid, con il suo studio sulla popolazione di Vo, che nei giorni della zona rossa venne sottoposta a tamponi per capire la trasmissione del virus. Oggi Crisanti, senatore PD, coglie l'occasione della sua positività al Covid per ribadire la necessità di vaccinarsi per evitare le conseguenze più gravi del virus, soprattutto per le categorie più fragili. Crisanti nel suo post sui social network però non risparmia un attacco al governo e in particolare al ministro della Salute, colpevole a suo dire di aver contribuito con polemiche e mancata informazione a scoraggiare la vaccinazione. Oggi, dice il professor Crisanti, solo il 5% della popolazione anziana e fragile è vaccinata contro il Covid e anche le vaccinazioni come quella influenzale sono diminuite. Oggi è anche la giornata internazionale contro le malattie sessualmente trasmissibili. Facciamo il punto della situazione a Padova. Allarme a Padova per l'aumento delle malattie sessualmente trasmissibili che colpiscono sempre di più giovani e giovanissimi. HIV, ma anche clamidia, gonorrea, sifilide, papillomavirus ed herpes vengono diagnosticati, secondo gli ultimi dati, a ritmo di 5 fino a 10 a settimana. Il 1° dicembre si celebra la giornata internazionale contro questo tipo di malattie. Negli ultimi 10 anni si può stimare che ci sia stato un aumento del 60%.
Si prevengono ovviamente con dei comportamenti non a rischio, quindi prima di tutto il preservativo. Per alcune patologie, ad esempio i condilomi da papillomavirus, le giovani donne hanno, e anche i ragazzi hanno l'opportunità di fare il vaccino contro il papillomavirus, che è molto importante. Come detto, per il tipo di rapporti e per la facilità con cui si cambiano partner, sono sempre più i giovani e i ragazzi e le ragazze che si accorgono di avere questo tipo di malattie. Trentenni molto spesso, ma anche ventenni e diciottenni. Non bisogna aspettare di avere dei segnali, perché tante infezioni sono asintomatiche e quando si scopre di avere un'infezione di questo tipo è dover informare i partner sessuali. Per gli esami che sono a trasmissione sessuale, per livello di rapporti sessuali, si fanno dei tamponi. Per quanto riguarda invece l'AIDS, l'epatite C, l'epatite B, questo è necessario fare un semplice prelievo del sangue per individuarle. In questi giorni in Veneto diverse figure istituzionali importanti del governo. Oggi a Padova e domani sarà anche a Vittorio Veneto il ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani. In queste ore invece a Susegana nella Marca, per parlare di agricoltura, il ministro del Dicastero dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, protagonista anche di alcune polemiche questa settimana, come sappiamo. Lo ha raggiunto al volo il nostro Lucio Zanato. Sentiamo nella lunga intervista che poi vedremo questa sera alcuni passaggi di cosa ha detto Lollobrigida a Lucio Zanato. Una visita al Cerleto, un'istituzione in questo territorio. Sì, un'istituzione straordinaria con un corpo docente, studenti dalla grande passione, che ti permette anche in una visita breve di approfondire figure straordinarie come Cerletti stesso, che disegna l'intimo rapporto tra la medicina e la produzione di vino. È stato direttore di quella scuola prima che gli venisse intitolata, o Luigi Manzoni, che attraverso il meccanismo dell'ibridazione è riuscito a rafforzare, come noi dobbiamo continuare a fare, i cultivar e permettere di avere piante più resistenti alle fitopatologie. Credo di aver compiuto un atto dovuto, che è quello che mi vede così legato agli istituti agrari in particolare, come luogo nel quale si formano le generazioni future. Legame tra passato, tra storia della nostra qualità e futuro passa attraverso le nostre scuole. Ecco, la notizia di oggi parla del Mattarella che non firma per la carne sintetica e rimanda tutto l'Unione Europea a voce di Repubblica. Ma io leggo poco Repubblica, perché ogni tanto dice cose che non sono vere. Vediamo in queste ore se quello che ha detto è vero oppure ha ragione nel quadro istituzionale chi pensa che questa legge verrà promulgata. Il futuro delle denominazioni delle DOC, quale può essere in particolare del Prosecco, del sistema Prosecco? Fondamentale riuscire a difendere le denominazioni, a difendere le indicazioni geografiche, perché raccontano attraverso un'etichettatura e un protocollo quello che è il rapporto corretto tra un sistema di produzione di qualità e il prodotto finale, per dare la possibilità alle persone che consumano di comprendere che cosa stanno acquisendo in maniera chiara e non solo in Italia ma anche all'estero. Quello che dobbiamo fare dipende da noi. Il futuro sarà quanto il sistema Italia, ma non solo il sistema Italia, l'Unione Europea, tutte le nazioni che hanno avuto attenzione alla loro storia e alla qualità sappiano difendere un modello di scelta che non sia basata sul prezzo e basta, che non sia basata sul prodotto come carburante, ma che sia basata su un elemento eccezionale che fa parte della nostra cultura e della nostra alimentazione, che è la qualità, ma che può e deve diventare patrimonio collettivo dell'umanità. 50 milioni di etichette da buttare per questa... L'etichettatura della... No, ci stiamo lavorando e speriamo di riuscire a convincere sulla vicenda dell'8 dicembre, a convincere l'Europa a non modificare quello che era il ragionamento fatto con l'inserimento del codice QR, che evitava alle aziende un sovraccarico di costi, e poi anche con provvedimenti che stiamo studiando insieme all'Ispettorato del Controllo Qualità e Repressione Frodi per agevolare le più piccole imprese che hanno difficoltà a garantire un processo di costruzione dei dati per l'onere del quale si debbono sobbarcare e che vorremmo contribuire invece ad alleviare. Intanto domenica a Firenze c'è il raduno dei sovranisti delle destre europee, leghisti veneti divisi sulla loro presenza. Come sappiamo
dovrebbe non esserci Marine Le Pen, ma resta comunque una divisione. C'è invece chi dice, come Marcello Bano, ci sarà, perché non me lo chiede il partito. Da tutti viene visto come l'inizio della campagna elettorale per le europee. L'evento in programma domenica 3 dicembre a Firenze riunirà le cosiddette destre, posizioni anti-migranti, anti-aborto, Novax, eccetera, schierate, ma senza esagerare, per mantenere aperta la porta all'Europa. Marine Le Pen forse non ci sarà, il vice premier Matteo Salvini sì. E i leghisti veneti cosa faranno? Marcello Bano, sindaco di Noventa Padovana e componente del direttivo regionale della Liga, ha già acquistato il biglietto del treno e ci sarà. Perché me lo chiede il partito, prima di tutto, e poi perché finalmente parte la campagna elettorale per le europee e quindi avendo anche un ruolo dirigenziale nel partito a livello nazionale è giusto che almeno noi e i rappresentanti istituzionali siano presenti. E sulla possibile convivenza sul palco con gli esponenti del Fronte Nazionale di Le Pen, che sarà probabilmente in collegamento da casa, per Bano non è un problema. Due cose, siamo due mondi differenti, però condividiamo alcune battaglie, è sempre stato, sono anni che condividiamo con loro queste battaglie per cambiare l'Europa. Infine anche il leghista sa che quello di domenica sarà un primo confronto con Fratelli d'Italia. Le tensioni non mancano, ma lui getta acqua sul fuoco. Ci peseremo in maniera leale e trasparente, dopo c'è una competizione naturalmente che andrà a ridisegnare anche non solo la nuova Europa, ma soprattutto anche diciamo il nuovo Presidente della Regione. Più incerto invece l'assessore Roberto Marcato. Su questo tema non rilascio dichiarazioni, ci ha detto. In questo momento non so ancora se andrò o meno a Firenze domenica. Cambiamo argomento, ci spostiamo a San Zenone degli Ezzelini, dove domani a Villa Marini Rubelli sarà inaugurata la mostra Art Inclusive, in esposizione le opere realizzate da persone con disagi mentali. L'arte come mezzo di espressione, ma anche come veicolo di inclusione sociale. Le sale di Villa Marini Rubelli a San Zenone degli Ezzelini ospitano Art Inclusive, l'esposizione di opere realizzate da persone con disagio mentale. 100 opere esposte, una più bella dell'altra, una che dona energia e felicità più dell'altra. Quindi è un percorso di inclusione. La nostra mission era proprio questa, un momento di solidarietà, di condivisione per arrivare a una inclusione in questa nostra comunità. Opere che esprimono sentimenti, voglia di uscire dal buio, del disagio mentale, voglia di ritrovarsi e di recuperarsi. Arte che crea benessere, che fa bene alla mente, che dà vita ad un dialogo sociale senza confini, solo colore, sensibilità e relazioni. L'espressione che arriva dall'interno di questi artisti, dall'anima di questi artisti, che palesano le loro difficoltà, il loro dolore, ma anche le gioie. Un progetto, quello del Comune di San Zenone, portato avanti con la Fondazione Canova e le ULSS del territorio. Come vediamo, l'arte è un linguaggio universale, attraverso il quale questi artisti riescono ad arrivare al nostro cuore, riescono a battere quelle che sono anche i nostri limiti e le nostre difficoltà nell'accettare quella che è una diversità, ma che deve essere un nostro compagno di vita. La mostra Art Inclusive sarà inaugurata sabato 2 dicembre e rimarrà aperta fino al 7 gennaio. Adesso pochi istanti di pubblicità, poi la pagina dell'ambiente con Andrea Ferrazzi e un importante ospite. Andremo e torneremo a parlare della montagna. Rieccoci in diretta, è venerdì, anticipiamo soltanto di qualche minuto quello che è il nostro appuntamento del venerdì, torna a trovarci Andrea Ferrazzi, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. E allora oggi torniamo in montagna per parlare di come il cambiamento climatico muta non solo la montagna ma anche le attività della montagna e tra queste quelle delle guide alpine. È un piacere avere con noi in collegamento in diretta in un bellissimo scenario Ezio Marlier, buongiorno. Buongiorno a voi e grazie dell'invito. Presidente dell'Unione Guide Alpine Valdostane. Allora,
Solo un veloce preambolo con Ferrazzi. Noi abbiamo proprio iniziato il nostro viaggio sull'ambiente parlando del viaggio fisico da lei realizzato lungo l'arco alpino, e quindi è un tornare su un argomento fondamentale. Sì, ed è un tornare, e con grande piacere, con un amico. Ezio mi ha accompagnato in una tappa di questo viaggio. Ezio è stato un grande alpinista, è ancora un alpinista, una guida alpina, è presidente appunto delle guide alpine della Val d'Aosta, è un amante della montagna, un profondo conoscitore della montagna, perché vede, spesso parliamo della montagna parlando dalle pianure, e dicendo anche delle sciocchezze spesso, perché la montagna bisogna conoscerla a partire da chi la vive. Cioè esiste una retorica della montagna, una idealizzazione della montagna, invece bisogna andare lì, ma non solo come turisti, vivere lì, frequentare i posti, parlare con le persone, ed è stato esattamente il senso del viaggio che ho fatto attraverso l'arco alpino la scorsa estate, e con Ezio è stata l'occasione davvero di approfondire un sacco di temi che anche oggi avremo modo di confrontarci. E vede, qui eravamo proprio con Ezio sotto il Monte Bianco, che stavamo con un giornalista presente discutendo appunto di come il cambiamento climatico incide sulla vita delle montagne, delle valli e soprattutto sugli abitanti e l'economia. Allora Marlier, vengo da lei subito. Intanto lo scenario dove si trova? In questo momento mi trovo esattamente a casa mia, quindi come vedete in un contesto che non è strettamente quella montagna che viene spesso raccontata, che è quella turistica. Questa è la montagna, quella vera, quella di quelli che usano le mani e il sudore per plasmare la terra. Ecco, allora, bellissima definizione. Voglio capire con lei, ne abbiamo già parlato con Andrea Ferrazzi, voglio sentire da lei esattamente, poi le chiedo anche con la storia un po' delle guide alpine. Subito, in questi anni come è cambiata la vostra attività? Perché è necessariamente cambiata. Che i cambiamenti climatici ci siano, questo è iperevidente. Il fatto che ci si stupisca che questo avvenga solo negli ultimi anni è esattamente quello che stupisce me. Noi guide alpine sono più di 40 anni che urliamo che ci sono delle problematiche, soprattutto in un ambito che è quello dell'alta montagna, dove tutto viene decisamente amplificato e di conseguenza si vede la trasformazione, no, dei ghiacciai che ci sono stati. È cambiata come facciamo da sempre. Le guide alpine esistono dal 1793, diciamo che è un po' quello che è la prima salita in Valle d'Aosta. In Italia siamo 14 collegi, siamo circa 2000 tra accompagnatori e guide alpine, tanto per fare un piccolo preambolo. Ecco. È cambiata e come continua a cambiare da sempre, ci si adegua a dei cambiamenti che ci sono da molto tempo, ma mai così rapidi come in questi ultimi anni. Ed è esattamente quello che ci mette più in difficoltà noi come guide alpine, ma non solo noi come guide alpine, l'intero ambito montano. Noi come guide alpine ovviamente siamo lì, vediamo questi cambiamenti, sono repentini e abbiamo una grossa difficoltà ad adeguarci a questo. E questo è quello a cui in questo momento stiamo cercando, con una formazione particolare, di trovare una soluzione. Ecco, che tipo di formazione dovete fare allora? Cos'è cambiato nella formazione? Ma in realtà è cambiato un pochettino la gestione del rischio. La gestione del rischio in base a dei cambiamenti climatici. Noi lo facciamo grazie ad una fondazione che è Fondazione Montagna Sicura, che ha sede a Courmayeur, che dipende sempre dalla regione Valle d'Aosta. Questo per dare una possibilità in più ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, insomma, di trovare il modo, insomma, di confrontarsi con questo problema che è evidente che c'è ed è evidente a cui dobbiamo veramente fare i conti, su questo non si discute. La tragedia della Marmolada immagino sia stato uno spartiacque anche per voi? Ma in realtà io penso che la tragedia della Marmolada sia stata strumentalizzata in una maniera talmente grande da tutti che non si sia fatto quello che invece in realtà si aveva una grande opportunità di fare. All'interno di una tragedia così grande, dove sono morte tante persone, dove si è potuto discutere finalmente di una cosa importante come i cambiamenti, si sono strumentalizzati chi a destra chi a sinistra e non si è arrivati veramente ad un risultato. Di base oggi non se ne parla più e questo fa capire la vera importanza che hanno determinati eventi. Il fare
il fare cultura nei confronti di un ambiente che, diciamo, la massa non conosce era probabilmente l'obiettivo che ci si doveva porre. Quindi utilizzare all'interno di questo enorme male, all'interno di questa grande tragedia, un'opportunità di raccontare di che cosa sta succedendo veramente. Invece in realtà è stato fatto tutto per fare della pura promozione, per il classico like, per la classica audience, per il classico share, e non esattamente per informare e per dare le giuste nozioni a chi di montagna non ne capisce niente. Lei quindi dice che non è cambiato nulla da quella tragedia? Beh, ne sente parlare ancora della Marmolada? No, certo. E per voi come al lavoro avete trovato qualche riflesso da quel punto di vista? Cioè la difficoltà anche, forse la paura anche di in certe situazioni di affrontare la montagna? Ha centrato un argomento secondo me molto importante. Vede, con la Marmolada si è scatenato, soprattutto nel periodo successivo a questo, una disinformazione totale che sembrava che qualunque ghiacciaio fosse pericoloso. Detta anche da dei ghiacciologi, quindi voglio dire, eravamo veramente nella follia più totale. Tutti dicevano tutto, ma non si diceva veramente com'era il problema. Questo ha generato una grande disinformazione e, seconda cosa, un terrore nei confronti di una potenziale clientela che ha praticamente desertificato tutto quello che era l'alta montagna in ambiti molto particolari come quelli della Valle d'Aosta. 2 dati. Il ghiacciaio della Marmolada in cima è 3.500 metri. Noi abbiamo i rifugi a 3.500 metri, noi partiamo da 3.500 metri. Abbiamo normalmente i nostri ghiacciai che sono al di sopra di questa quota. Questo faceva sì che comunque i ghiacciai erano comunque percorribili. Ecco il grosso danno qual è stato fatto, una totale disinformazione. Si poteva veramente utilizzare tutto questo per incentrare il fatto su questi cambiamenti climatici, ma senza andare a penalizzare un'economia che è molto piccola perché è la nostra, però noi viviamo di questo. E penalizzare soprattutto tutti i ghiacciai e tutte le montagne che hanno determinate specificità come la Valle d'Aosta, che attenzione, ha una quota media di 2.100 metri, la seconda in Italia è a 800 che è il Piemonte, ma la Svizzera è a 1.600. Noi siamo di quota media 500 metri più alti degli altri, quindi abbiamo fatto un grosso fascio, gli abbiamo dato fuoco e ci abbiamo buttato dentro tutto. E questo secondo me è stato il più grosso errore che noi abbiamo fatto in questo. Noi, che la comunicazione, scusatemi, ha fatto, il giornalismo, soprattutto italiano, ha fatto in questo. Ha parlato di una cosa del quale non ne capiva veramente niente ed è venuto fuori una bolgia totale e alla fine oggi non se ne parla più. E questa è la cosa peggiore. Grazie, è un aspetto molto interessante questo. Ed è esattamente il senso anche di questa trasmissione. Con questa trasmissione abbiamo scelto di fare una comunicazione anche scientifica, molto semplice, divulgativa, in modo tale che le persone potessero comprenderla bene, ma per tenere alto il livello della cultura, della comunicazione, dell'informazione, non solamente appunto a ridosso delle tragedie, ma costantemente, perché il cambiamento climatico c'è tutti i giorni e le conseguenze si vedono tutti i giorni. Dopodiché l'altro specchio, lato della medaglia è che purtroppo questo cambiamento climatico sta colpendo non solamente le Dolomiti ma anche le Alpi. Ezio ha citato il caso della Svizzera. Ricordo che proprio quest'estate è stato indetto un referendum in Svizzera in cui è stato chiesto agli svizzeri: volete adeguare le politiche, diciamo, economiche e generali del nostro paese per diminuire le emissioni e dunque equiparare le nostre politiche a quelle dell'Unione Europea per ridurre le emissioni nocive? Beh, la stragrande maggioranza degli svizzeri ha risposto di sì, e non è una cosa consueta, perché sappiamo benissimo che gli svizzeri sono di solito tendenti a muoversi molto autonomamente rispetto al contesto internazionale. Questo perché? Perché negli ultimi 100 anni il 50% dei volumi di ghiacciai svizzeri, che sono più bassi mediamente di quelli della Val d'Aosta, come diceva Ezio, sono comunque spariti con un'accelerazione pericolosissima. Ricordo peraltro che anche in Val d'Aosta, adesso magari avremo modo di farci spiegare molto meglio di me, del Presidente,
c'è una crisi anche, non so, il ghiacciaio della Bremba per esempio, no? Andiamo piuttosto a vedere proprio, chiedo alla regia Alessandro Granzera e Fabrizio Bazzoni, cioè eccolo qua, questa è un'immagine emblematica che abbiamo già fatto vedere. Questa la facciamo spiegare a Ezio, perché scendendo, questa è una foto che ho fatto io, scendendo dalla Monte Bianco, mi ha raccontato la storia di questa chiesetta relativamente al fronte del ghiacciaio. Ezio, allora ci racconta questa foto emblematica, se la vede? Beh, certo, assolutamente, cioè, non la vedo, però la immagino che è la chiesetta di Notre Dame, certo, lì ai piedi del ghiacciaio della Bremba. Esatto. Di base, storicamente in Valle d'Aosta i nostri vecchi costruivano un pochettino queste Santa Barbara, diciamole così, a protezione di tutto quello che poteva generare un pericolo, no? E di conseguenza c'era il ghiacciaio che arrivava esattamente fino lì. Quindi i nostri antichi avevano paura che questo ghiacciaio avesse invaso il paese, ed ecco che di conseguenza chiedevano al buon Dio di darci la mano. Ma ce ne sono tanti di esempi in Valle d'Aosta, dove sono venute giù dalle grosse frane, dove sono stati cagionati tanti morti, ma sto parlando del 1700, non sto parlando di 50 anni fa. Comunque emblematico che non più di 100 anni fa, come vedete, i ghiacciai erano lì. Ecco perché dicevo che è inutile urlare adesso, potevamo chiacchierare da 40 anni ad adesso ed arrivare ad adesso ad avere un confronto pacifico con tutti. Invece adesso tutti che si battono, chi a destra chi a sinistra, e non si arriva mai veramente ad un risultato, cioè tutti strumentalizzano, però comunque alla fine i ghiacciai continuano ad andare indietro e chissà dove andranno a finire fra 50 anni. Ecco, vede, quella, come diceva Ezio Mallier, quella in tondo è la chiesetta della fine del Settecento, e lì arrivava il ghiacciaio allora. Ora in alto a destra si può vedere il livello del fronte del ghiacciaio della Bremba. Oggi si è ritirato in maniera, diciamo, drammatica, come del tutto evidente. Quel che è ancora peggio è che il ghiacciaio della Bremba è tra l'altro sparito totalmente nella zona mediana. C'è la parte, diciamo, quella settentrionale, quella, diciamo, a nord, quella verso la cima e quella verso la valle. Se è sparito nella zona mediale, i ghiacciologi ci raccontano che questo vuol dire che è destinato a sparire. E tenga presente che in Val d'Aosta nel 1990 i ghiacciai erano 216, nel 99, scusi. Dopo 21 anni, cioè nel 2020, i ghiacciai sono 184. Tutti questi dati, se qualche telespettatore vuole andare a fare una visita, diciamo, a livello anche scientifico per conoscere meglio, li può trovare nel Museo di Scienze Naturali della Val d'Aosta, che si trova nel Castello di San Piero, che spiega in maniera molto plastica, molto chiara tutti i dati di cui stiamo parlando noi oggi. C'è anche un impressionante che usammo già, ma rivediamo time lapse che fa vedere, magari ce lo rispiega Ferrazzi, lo vediamo il time lapse dello scioglimento dei ghiacciai che dimostra proprio visivamente cosa è cambiato. Vediamolo un attimo mentre lo descrive Ferrazzi. Eccolo qua. Sì, questa è una ripresa video iper accelerata che fa vedere come da giugno del 2019 il ghiacciaio si ritragga nel corso degli anni, e poi fa una comparativa con i mesi equivalenti degli anni successivi. E qua si vede nel maggio del 2020 a che punto siamo, la linea rossa rispetto alla linea blu del giugno del 2019, e via via avanti con gli anni vede la velocità di fusione del ghiaccio, no? Per usare il termine corretto piuttosto che scioglimento dello stesso. Qua siamo a giugno del 2021, allora vede la differenza a distanza di 2 anni tra il giugno del 2019 al giugno del 2021, che cosa è successo? E sta continuando. E come diceva Marlier ora, il dato ancora più drammatico è che questo scioglimento sta accelerando nel corso del tempo, provocando dei danni inenarrabili alla montagna, agli abitanti della montagna, ma anche agli abitanti della pianura. Marlier, quando parliamo di montagna parliamo anche di un altro grande problema collegato evidentemente a questo problema, lo spopolamento. È un'altra piaga enorme per la montagna. Allora, innanzitutto complimenti per questo, perché vi posso garantire che partecipo a tanti programmi, ma nessuno parla mai di questo che è il vero problema della montagna. Il vero problema perché? Perché a oggi, al momento, adesso non so se la nuova legge della montagna questo qua lo prevederà,
quello a cui si pensa sempre poco è effettivamente tutti questi giovani che vanno via dalla montagna, ma anche noi vecchi, non sono vecchissimo, però comunque sono vicino ai 60, ma voglio dire, pensare di fare la vita che facevano i miei genitori mi viene completamente difficile. Questo fa sì che cosa? Che effettivamente la montagna al momento è ancora bella, ma è bella perché noi abbiamo i nostri agricoltori che la coltivano, abbiamo i nostri viticoltori che la coltivano, i nostri allevatori che tengono i prati così belli. Quindi quando uno arriva dalla città dice mamma mia che bella la Valle d'Aosta, non oso immaginare come poteva essere non più di 80-90 anni fa, quando tutti quanti lavoravamo la terra e la Valle d'Aosta aveva i boschi che erano quasi 400 metri più in alto. Questo per dire che cosa? Che è ovvio che il benessere ci ha portato un pochettino lontano, perché poi la Valle d'Aosta è tutta in piedi o tutta in discesa, non è che c'è tanti piani dove si possono utilizzare trattori o chissà quanto per poterla lavorare, e questo fa sì che non si sia mai sviluppato una politica, secondo me, propensa a trovare delle reali soluzioni che non siano il fatto che benissimo destiniamo dei soldi e così li facciamo contenti e poi alla fine se vanno via. E il fatto di sentire spesso, lo sento sempre di più in televisione, che bisogna impostarsi sulla digitalizzazione, fare in maniera che la gente venga a lavorare in montagna, io sono molto contento, ma se non c'è nessuno che coltiva la montagna, fra un po' non ci verrà più nessuno, perché non sarà più così bella come la vediamo adesso. Ecco che quindi è molto importante che, secondo me, chi ha la possibilità, l'ex senatore Ferrazzi, io so che ha fatto molto per questo, continua a lavorare in questi ambiti per fare sì che si trovino delle soluzioni perché i ragazzi rimangano in montagna, ma che soprattutto non vengano visti da chi pensa di conoscere la montagna a Courmayeur piuttosto che a Cervinia, piuttosto che a Cortina. Quella è una bellissima montagna, ma quella è la montagna turistica. La montagna è un'altra, è quella delle valli molto profonde, è quella dei paesini magari in fondo alle nostre valli che misurano quasi 25 chilometri, dove i ragazzi ovviamente oggi con un telefonino e un social vedono che cosa succede in giro per il mondo e dice ma perché io devo stare qua a fare un po' la bestia da circo, che bello quando i turisti vengono su che sono contenti di vedere tutto questo perché noi lo preserviamo. Ok, però a fine mese la gente deve poter vivere e vuole magari comprarsi la macchina bella, la televisione bella, non che ci manchi, ci mancherebbe. Però voglio dire, se vanno via e vanno a cercare una vita più agiata da un'altra parte, pur amando tantissimo la propria terra, è un interrogativo che ci dobbiamo porre. E secondo me l'idea che io personalmente ho è proprio quella di trovare assolutamente la maniera di far sì che continuino a lavorare la terra, che far sì che continuino a lavorare la montagna, ma che a fine mesi abbiano un tornaconto degno del che si fanno. Ma ecco, è una questione sicuramente importantissima a livello economico, ma è anche una questione culturale, secondo lei? Ma la cultura ad un certo punto, se io a fine mese, voglio dire, guadagno un decimo di quello che guadagna uno tranquillo in un ufficio e ho, come si dice, non riesco a permettermi determinate cose, devo comunque fare delle scelte diverse. Se lavoro 13-14 ore al giorno, non ho sabato o domenica, perché attenzione, uno che fa l'allevatore, la mucca mangia tutti i giorni, il cavallo, il vitello, la pecora mangia tutti i giorni, i prati devono essere irrigati quando è il momento di irrigare, se è Capodanno o Natale lo fai. Quindi non c'è tempo in tutto questo. La cultura noi ce l'abbiamo, altrimenti la Valle d'Aosta non sarebbe così bella. E se lo è perché abbiamo un sacco di persone che ancora fanno questo. Però ci sono un sacco di giovani, e io ho 3 nipoti, che io credo che non gli passerà mai nella testa di mettersi a lavorare la terra. E questo è un segnale molto importante, perché se perdiamo i giovani, una volta che sono via i vecchi, perdiamo un'identità enorme, che è la nostra. Grazie, come si può uscire da questo tunnel? Bisogna iniziare a guardare la montagna non solamente con gli occhi del turista e anzi bisogna far capire al turista della pianura che poi va in montagna per la settimana bianca oppure d'estate che se non c'è la gente di montagna che ha cura delle montagne poi alla fine non c'è spazio neanche per lui, e questa è la verità. Bravissimo. La cultura delle montagne è una cultura antica, millenaria, è una meraviglia e poi va anche compresa un'altra questione fondamentale per noi, che nella montagna c'è la radice della nostra vita, perché l'acqua è la fonte della nostra vita. Lei può immaginare benissimo cosa succederebbe nel momento in cui tutti i nostri ghiacciai fossero fusi. E la stessa pianura padana non ci sarebbe senza le montagne, perché è una pianura di carattere alluvionale, è stata costruita con i detriti trasportati dai grandi fiumi che arrivavano dall'arco alpino. L'energia
quella che oggi stiamo utilizzando all'interno di questo studio è prodotta in gran parte dalla montagna. E l'acqua che viene utilizzata poi per irrigare i nostri campi viene tutta dalla montagna. L'acqua che beviamo, l'acqua che poi beviamo perché è stata nei millenni, nei secoli raccolta nelle nostre falde acquifere, viene dalla montagna. Ora, se perdiamo il contatto con la montagna, perdiamo la nostra radice, ma perdiamo anche il presente e il futuro. Sapendo che questo, peraltro, sta già aprendo dei grossissimi conflitti a livello economico e territoriale, perché quando, come la scorsa estate, il Veneto si scontra istituzionalmente col Trentino Alto Adige, la guerra dell'acqua, ma questo sarà sempre di più. E quando ci sarà il conflitto, e c'è già tra le centrali idroelettriche della Val d'Aosta e invece le risaie del Piemonte oppure quelle del Pavese per avere l'acqua, quella c'è già e ci sarà sempre di più. Allora dobbiamo trovare delle risposte sistemiche, delle risposte di sistema, capendo che se ci fasciamo gli occhi e pensiamo dalle valli, dalle pianure di sfruttare solo la montagna per passarci delle buone vacanze e poi fregandoci immediatamente, alla fine ne pagheremo anche noi le conseguenze. Cioè il fatto che la pianura e la montagna sono strettamente connesse? Assolutamente, siamo parte di un unico ecosistema. Il fatto che noi abbiamo inserito nella modifica della Costituzione l'articolo 9, che la Repubblica dal febbraio scorso, come abbiamo già discusso in questa trasmissione, dal febbraio del 22, e tutela l'ambiente, ma non solo l'ambiente, abbiamo detto l'ambiente nell'accezione di ecosistema e biodiversità. Abbiamo raccontato questo, siamo tutti parte dello stesso ecosistema, siamo tutti parte di un sistema che se viene ferito poi si vendica indirettamente con noi. Cioè in un mondo malato l'uomo non può essere sano, questa è la verità drammatica che stiamo verificando in questi giorni e che se non cambieremo rotta verificheremo sempre di più. Marlier, noi in questa trasmissione siamo realisti ma anche ottimisti, perché stiamo dicendo insomma che c'è ancora la forza e la possibilità di cambiare questo circolo vizioso. Lei è ottimista per la sua montagna? Assolutamente sì, sono ottimista perché i montanari sono persone che amano l'ambito che vivono. E senza questo posso dire io per primo non potrei vivere. Per quanto riguarda l'acqua sono assolutamente d'accordo con Andrea. Una cosa che voglio dire è che forse l'idroelettrico però è quello meno impattante perché comunque è un sistema circolare, tutto quello che gira nelle turbine poi viene riemesso nei fiumi, di conseguenza vanno in fondo. Io credo che questo sia un po' un ambito che potrebbe aiutare moltissimo. La seconda cosa che secondo me è molto importante è che sono molto propenso al fatto che le popolazioni di montagna continueranno a fare quello che hanno sempre fatto. Per loro l'acqua è fondamentale. Ricordiamoci bene che grazie all'acqua hanno plasmato queste pareti, le hanno rese vivibili, le hanno rese coltivabili e grazie all'acqua e alla forza meccanica che essa ha sempre generato sono riuscito a creare quello che noi siamo oggi. Quindi non possiamo fare a meno di pensare a quello che eravamo ieri, perché è da là che arriviamo per avere un futuro migliore. Io è per questo che sono molto speranzoso, perché i nostri vecchi erano dei grandi. Forse noi non siamo alla loro altezza, però ci stiamo provando. Lei da quanto è che fa questo mestiere? Quando ha iniziato? A che età? Ma allora, ho iniziato a fare la montagna praticamente da subito grazie ad un corso del Club Alpino Italiano di Aosta e una guida alpina che si chiamava Fausto Lorenzi. E poi pian pianino ho incominciato, nel 1989 ho fatto la selezione per diventare guida alpina e oggi ho la fortuna di rappresentare queste 330 persone e l'onore e anche l'impegno, e spero di essere all'altezza, di rappresentare le guide alpine della Valle d'Aosta. Allora si faccia portavoce, l'ha già fatto prima, un appello anche al governo se vogliamo. Cosa bisogna fare per la montagna? Di consultare sempre le popolazioni di montagna per fare le buone leggi sulla montagna, perché sono loro che la vivono. Grazie, mi pare saggio. Si parte sempre da lì, cioè si parte sempre dal territorio, si parte sempre da chi vive quelle realtà e da chi vive quelle situazioni, per cercare insieme le risposte, perché poi le risposte intelligenti sono risposte che servono a tutti, a tutte le persone che la vivono, dalla pianura, dalle valli, fino agli abitanti delle alte terre alpine. Ma lì invece una parola per i tanti telespettatori che ci stanno seguendo, che sono sempre
tantissimi e non solo gli esperti del settore. A chi magari vive la montagna con gli occhi da turista, lei cosa dice? Come può cambiare la sua mentalità? Come deve vedere da domani la montagna dopo questa trasmissione? Io spero che abbiano capito del vero apporto che possono dare loro a noi. Già il turista aiuta tantissimo noi popolazioni di montagna, perché venendo qua comunque spende dei soldini e fa sì che un volano economico e una microeconomia locale voglio dire, vada avanti. Imparare la montagna è fare cultura. Sta benissimo venire nelle grandi stazioni sciistiche, tutto quanto, venite, ma cercate di imparare anche dove siete e soprattutto di conoscere le popolazioni che la vivono, perché da lì si fa un pochettino più in là, si va un pochettino più lontano di quello che si conosce, e forse è la giusta strada per imparare qualcosa e migliorarci. Grazie davvero a Ezio Marlier per essere stato con noi. Siamo in chiusura, devo anticipare un po' la pubblicità. Grazie davvero per aver portato la sua esperienza. Ferrazzi, noi siamo addirittura d'arrivo, volevo però anticipare cosa succederà la prossima settimana. La prossima settimana è l'8 dicembre e abbiamo detto che la festa... Il prossimo appuntamento del 15. Quindi il 15. Il 15 avremo un interessantissimo incontro con l'ex rettore dell'Università di Bologna, che attualmente guida il centro di ricerca internazionale, che ospita al suo interno il quarto più grande supercomputer del mondo come capacità di calcolo. Un supercomputer che è stato finanziato in parte dall'Unione Europea, in parte dalla legge nazionale, da fonti governative, e che è costato un investimento di 250 milioni di euro. Quindi stiamo parlando di una fonte straordinaria per la ricerca del nostro paese, è situato a Bologna e quindi sarà l'occasione col professor Ubertini di parlare della, quella che è la transizione gemella rispetto alla transizione ecologica, cioè la transizione digitale. È una transizione fondamentale senza la quale non c'è sviluppo economico, non c'è futuro, e basti dire che il PNRR, che è quel grandissimo finanziamento che l'Europa ha consentito al nostro governo appunto di spendere, di investire per il futuro di tutti noi, ebbene le somme di queste due transizioni sono più del 50% del PNRR complessivo, cioè 100 miliardi di euro a disposizione del nostro Paese fino all'agosto del 2026 per produrre quello shock che consente e deve consentire al nostro Paese di essere competitivo, di creare ricchezza e di creare posti di lavoro di qualità per il futuro. Ne parleremo con il Presidente, appunto, il professor Ubertini, e sarà veramente una straordinaria occasione. Ci racconterà anche del viaggio che ha fatto la scorsa settimana in Giappone, per vedere come gli altri continenti, gli altri paesi che sono tecnologicamente avanzati si stanno muovendo su questi settori. Quindi dalla montagna andremo a parlare del digitale, quindi vedete com'è variegato questo nostro spazio che passa insomma dalla natura all'estremamente tecnologico, ma sono tutti aspetti di un grande settore, di un grande dibattito. Peraltro poi parleremo anche di COP28 a Dubai, che in questi giorni insomma ha già detto delle cose importanti. Allora, però il prossimo appuntamento non l'8, è festa, ma il 15 di gennaio. Grazie allora ad Andrea Ferrazzi, grazie a tutti. Ringrazio sempre Ezio Marlier che ci ha accompagnato in questo viaggio nella montagna. Vi ricordo, dopo di noi, dopo il meteo, il film, ed è un film importante, premiatissimo ai festival, penso soltanto al Festival di Venezia. Io non sono qui di Todd Haynes con Christian Bale, Kate Blanchett e Richard Gere, ed è un po' la vita di Bob Dylan che viene però sviscerata con diversi attori e in diverse fasi della sua vita. Subito dopo il meteo c'è il film. Arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. La perturbazione continua ad interessare diffusamente il nostro territorio. Inizio di dicembre con il maltempo. Vediamo insieme il dettaglio.
Sul Veneto avremo precipitazioni di moderata intensità con possibili rovesci che interesseranno maggiormente le zone prealpine, pedemontane e parte della pianura settentrionale. Verso fine giornata nuova estensione delle piogge su buona parte della nostra regione. Le temperature saranno in lieve aumento, minime tra 4 e 7 gradi, massime invece tra 9 e 13 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo sarà coperto con piogge in genere intense, neve solo sulle cime. Sulla costa pioggia in genere abbondante. Temperature minime comprese tra 6 e 10 gradi, massime sugli 11-17 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Precipitazioni anche qui diffuse e più intense, specie al pomeriggio sera. Temperature minime intorno ai 3-4 gradi, massime intorno ai 10. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.